Nuovo appuntamento alle fabbriche con la presentazione questa sera del libro di Arianna Mortelliti. Sì, la rassegna Fabbrica di Libri che curo insieme ad Alice Titone entra nel vivo con la presentazione dell'ultimo romanzo di Arianna Mortelliti. È una storia con delle tracce di poliziesco e di investigazione, non soltanto emotiva e psicologica, ma anche d'ambiente, perché si parla molto della provincia e dell'identità della provincia attraverso la tipizzazione di alcuni personaggi che non fanno da cornice al volume, ma ne rappresentano la sostanza e l'essenza stessa. Credo che sia un libro che meriti un'attenta lettura, e Arianna Mortelliti sempre di più si configura come un'importante scrittrice italiana, non soltanto nel solco dell'esempio del famoso nonno Andrea Camilleri, ma anche con una identità propria, e quindi ci inorgoglisce aver presentato qui il suo libro all'interno di questa rassegna che ancora di più cerca di rappresentare dentro il centro storico delle città un momento di condivisione culturale ampia, in cui i libri diventano il pretesto per conversazioni più ampie con gli autori. Abbiamo avuto modo di parlare anche di Andrea Camilleri, pur nelle differenze di scrittura tra lui e la nipote, occasione ovviamente per noi agrigentini, alle soglie dei 100 anni che a breve si celebreranno della nascita dello scrittore, per poter anche riflettere su ciò che la sua letteratura ha dato per la città. Il prossimo appuntamento delle fabbriche di libri è per il 20 di dicembre, con la prima presentazione agrigentina dell'ultimo romanzo di Carmelo Sardo. Quindi festeggeremo in qualche maniera i giorni che precedono il Natale con un caro amico agrigentino raccontando il suo libro. Arianna Mortelliti presenta oggi la sua ultima fatica letteraria. Parlacene. Sì, questo è un romanzo che racconta la storia di Lara, che è una giovane donna che deve tornare nei suoi luoghi di infanzia per il funerale dei suoi genitori, morti improvvisamente in un incidente d'auto. Lara ha l'istinto e la voglia di svuotare e vendere la casa dei genitori, non vuole avere a che fare con quei luoghi e non sa neanche lei perché, ma scoprirà il perché proprio svuotando, in particolare trovando vecchie lettere e documenti dei genitori che riporteranno a galla una verità da lei rimossa e non ricordata per tanto tempo. Oggi la presentazione qui alle fabbriche com'è andata? È andata benissimo, per me tornare in Sicilia, in particolare nella provincia di Agrigento, è un po' come tornare a casa e ritornare nei miei luoghi dell'infanzia, nei miei ricordi più belli che ho passato qui con la mia famiglia. Ovviamente parliamo del grande Camilleri. Sì, diciamo siamo anche vicini alla statua di mio nonno, quindi per me è un'emozione grandissima, anche perché venendo qui ogni volta incontro persone che mi raccontano magari un incontro con nonno, esperienze che hanno fatto insieme a lui, quindi io sostanzialmente continuo a costruirlo nella mia testa, lui dentro di me non muore mai, continuo a ricordarlo e a conoscere nuove cose su di lui. Quindi questo è c'è bellissimo. qualcosa del nonno, no? Sì, c'è qualcosa, c'è molto del nonno, non nei miei romanzi, ma in questi luoghi decisamente sì. Ecco, gli obiettivi di questa tua attività editoriale? Sì, i miei libri parlano soprattutto di famiglia, di comunicazione familiare, di quanto sia importante parlare e soprattutto conoscere noi stessi, il nostro passato e le persone da cui proveniamo, cioè anche andare a indagare quella parte di vita dei nostri genitori e anche dei nostri nonni che noi non abbiamo potuto vedere perché c'è tanto di noi. Cosa descrivi? Qualche luogo, diciamo, che ti è familiare? Non so, la vecchia marina? No, in questi libri, questo libro in particolare è ambientato a Castelcielo, che è un nome di fantasia, ma mi sono ispirata a Ceprano, che si trova in provincia di Frosinone, ed è il paese in cui è nato mio padre.